notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Ah, quanto felice è sto cane col panolino. Sì. Possiamo cagare e pissare quanto vogliamo. Sì. Ah, ricordati che a Napoli è vietato utilizzare il bancomat, non sto scherzando, è la verità, quindi trattieniti sempre i contanti per le aree camper, per mangiare e tutto quanto. Ah, e ci siamo lasciati il maltempo alle spalle. Guarda il Cristo come indica e giudica il maltempo, vedi? Che per colpa del maltempo non abbiamo, tra virgolette, neanche potuto vedere il Vesuvio, perché era coperto dalla nebbia. Siamo in direzione Pisa, ragazzo. Da qua vedi lontano 80 km, perché non esiste la nebbia in Sud Italia. E questo sì era sarcasmo, sì. Piove e grandina, ma è la grandine quella diciamo fina, piccolina, almeno da sperare che resti così. Vediamo il Cristo che indica e giudica la grandine. Dispositivo anti-appannamento brevettato da me e Alessia, funziona al 100%, solo sulla tua banda, dall'altra no. Magari tanti si domanderanno: Madonna, con tutte quelle bocchette perché non le usi? Perché quelle non sono bocchette di areazione, lì sotto c'è il termo dell'Alde, è in tutto il perimetro del camper tranne nella porta guidatore e nella porta per uscire, e pertanto lì non viene fuori aria, viene fuori il calore del termo, ma è diverso dall'aria. Morto, devasto. Guarda dove vado a fare la van life. Allora, il parcheggio camper o area camper, chiamalo come vuoi, di Pisa è ultra strapieno. E niente, tutti i parcheggi hanno le sbarre per l'altezza eccetera. Ci siamo parcheggiati qua al Carrefour che vadano in figa tutti. Per avere un punto di confronto, la torre di Pisa, proprio la torre, dista da qui, da questo parcheggio, 2,1 km. Niente, per carità. Pensavo fosse molto più semplice trovare parcheggio a pagamento, insomma, voglio dire. Cioè, l'area camper è anche grandina a dire la verità, però c'è veramente decine e decine di camper, non so, ma ho detto, cioè, capisco Napoli, Firenze, quelle cose lì, ma a Pisa durante le vacanze così di Natale mi sembra una meta strana, insomma, ecco. Che stress col camper. Allora adesso vediamo com'è l'uscita, perché forse per uscire c'è la sbarra, quindi approfittiamo magari di adesso che è tardi, che usciamo in contromano. Perché odio il camper come mezzo di trasporto, non puoi mai fare niente di niente, non vai da nessuna parte, porco cane. Sempre divieti di parcheggio ovunque, non ci stai, non ci entri per l'altezza, la larghezza, porca miseria. Vedi, barre ovunque, qualsiasi cosa alle barre. Porca miseria, non puoi andare da nessuna parte, barre ovunque, che due coglioni. Qua c'è il parcheggio. Parcheggio camper, ci sono tutti camper. È completamente libero. Non so, non è un buon segno, non riesco a capire, però si entra da qua. È strapieno di camper, qui non ce n'è neanche uno e c'è scritto parcheggio non custodito. Sì. Perché la nostra vita alla fine è così, Alessia. Cioè, prima arrivano le rotture di coglioni, le sfighe. Poi la soluzione all'ultimo è la soluzione migliore. Tipo ora noi siamo parcheggiati in un distributore assieme a un altro camper, e dove ho letto non rompono i coglioni, non intrighiamo quello spazio a nessuno, ci carichiamo anche l'acqua, ma soprattutto siamo a 200 metri dalla torre di Pisa. Cioè, il parcheggio qui dietro costerebbe 48 euro al giorno. Cosa penso? Ma che li caghiamo i soldi? Cioè, veramente, ragazzi. Forse non erano 200 metri, erano 100 metri. Vieni qua. Donna della realtà, spiega cos'è, dimmi la tua impressione. Anch'io. Cioè, tu che l'hai conosciuta con l'Instagram, adesso la vedi nella realtà? Pensavo fosse più alta.
Io l'ho conosciuta con Giorgio. Con Giorgio? Vabbè, ma è un cartone. Attenzione, non significa che la torre di Pisa è bassa, significa semplicemente ciò che da anni io e tanti altri insistiamo a ripetere, ossia che una cosa è la realtà e una cosa è la fuffa, ossia l'emozionale forzato, l'ingrandimento, l'inganno della prospettiva e via discorrendo. Prendi sempre ad esempio, diciamo sempre, le piramidi egizie. Adesso faremo la classica foto di noi che teniamo sulla Torre Eiffel. È simpatica, scusa, cioè ci sono momenti in cui secondo me non devi seguire il conformismo e altri invece che non ha senso non seguirlo. Voglio dire, se tutti mangiano la pizza, perché tu non dovresti mangiarla? È buona. Oh. Oh, sto qua da un'annusata di ganza in centro avanti a ridere per 2 ore. Porca troia. Allora, siccome Giacomo è un bambino giovane con l'Alzheimer, dice: eh sì, te l'avevo già raccontata la leggenda. Sì che te l'ho raccontata. Vabbè, cosa c'entra? Non è che adesso ne hai 100, ne hai 10. Va bene, dai, questa è una piccola variante della leggenda che conoscevo. Mi hanno schittato? Bestemmia. Però c'è Gesù nell'insegna. Ok, dicevo che è una piccola variante della leggenda che avevo raccontato io, ossia che c'era questa festa di paese in Toscana, è arrivato l'inglese, ha mangiato sta carne, sta bistecca, no? Gli piaceva tanto, all'epoca non esisteva il termine bistecca, e lui parlava inglese, e lui diceva bis steak, della serie, demmine ancora che ha carne, quindi bis steak, bistecca. Qui invece scrivono beef steak, che significa carne di manzo, hai capito? Perché non andare in giro per Pisa di notte? C'è sia una camionetta dei militari che una macchina della Guardia di Finanza. La volta scorsa che ci passai la notte qui nella Torre di Pisa non c'erano, quindi non so se sono delle nuove misure di sicurezza oppure è per via di quella voce che sta girando in questi giorni che dovremo attenderci a breve un attacco terroristico. Aspetta Memo, perché lei sente, ma veramente nelle città adibite al culto religioso, quindi probabilmente nel Vaticano, dicono che me lo temono lì, però insomma la Torre di Pisa credo che sia anche una delle mete, uno dei punti da difendere. Allora, Torre di Pisa, gira, casa di Singano, dentro il distributore. Classica bussata alle porte del camper, quindi sia io che i vicini ci siamo alzati da prima mattina e ci siamo messi dentro al parcheggio, che è vuoto perché costa l'iradio, però no dai vabbè, ci viene a costare €1 in meno dell'area camper alla fine. Buongiorno Italia dal parcheggio ristretto. E così bene ieri notte che stavo a letto e mi hanno svegliato, mi hanno bussato, un porco gli ho tirato. In toscano l'arte di porchidare ha implementato. È il museo della calcolatrice. Però lui non ha la faccia verde, l'hanno ripitturato. Sia che non so se metterglielo a fianco al Cristo che indica e giudica, cioè lui indica e giudica, lui approva. Paradiso di Giacomo, una fumetteria ultra gigante. C'è anche Iago, sì, ce l'ha nella spalla. Ciao ragazzi, di giorno ha tutto un altro effetto, cioè bello, il prato anche che fa l'effetto, lo rende ancora più piacevole, perché sennò però immaginarla in una piazza di cemento, perderebbe tantissimo. Però, di notte, di sera, ti ricordi ieri sera con le luci, i sassi, Babbo Natale, bellissimo. Certo che fai pagare €27 per salire in tenatore che a fine è stata pagata dai nostri antenati. Sarebbe amati, Dio caro. Finalmente un po' di morte, sofferenza e pesci dei cadaveri. Adesso andiamo a vedere tutti quelli che fanno il gesto della mano come noi per raddrizzare la torre. Era una grondaia tipica, vedi tu? Fa così. Guarda che bello, guarda quanti strafanti di skate che hai imbastito su, no? Come ho detto a Giacomo prima, qui skate del popolo e poi il popolo deve pagare ulteriori skate per vedere delle cose che ha già pagato, tipo il bollo auto, per capire.
Vivo come un cammello in una grondaia, in questa illustre ed onorata società. E ancora sto aspettando un'ottima occasione per acquistare un paio da... Andiamo a vedere i pannoloni per i cani. Eccolo là, vedi? Al cagatoio, vedi che figata. Cioè, anch'io lo vorrei che vado in giro e piscio e cago tranquillo mentre mangio e bevo. Esatto. Ecco qua i souvenir tipici, Pamì e il suocero. E non capivo chi sogno mio zio alla serva. È una tipica espressione credo veneta, poi non so se esiste anche nelle altre regioni. Tradotto in italiano significa chi sono io, il figlio della serva, ossia chi sono io, l'ultima ruota del carro, almeno considerato. Cos'è questa, Giacomo, scusa? Una puleria, sono tutte le sculture di questo cavallo culone. Oh, dai. Sempre cavallo culone. Questa è una zona che mi mancava, Piazza dei Cavalieri. Con una giacca sbagliata, Walter il mago si presenterà di nuovo qua. Con un cilindro truccato ed un coniglio vecchio quasi come il trucco che fa. Ed il suo cadabra, cadabra, abra. Ah, che scelta ardua. I problemi della vita. Ah. Anche l'influenza. Perché sono influencer. E quindi vabbè dai, tanto il viaggetto è finito e quindi in qualche modo ti saluto così con l'influenza. Spero di attaccartela così stai a casa al lavoro. Ciao, arrivederci. A casa è un'inculata per quella partita IVA? I santi e madonne del ristorante per me. Dei piatti tipici, ovviamente i pizzicaccio e pepe, vabbè, la focaccia e le pappardelle. Allora in Toscana sarebbero tipiche le pappardelle al cinghiale. Secondo me il cinghiale fa pena, maiale no, cinghiale sì. Queste sono le pappardelle al ragù bianco di mucco pisano, praticamente con ragù di manzo bianco e salsa bianca. Guarda, febbre, congestione nasale, dolori, ecco, tasse da pagare, c'è il Nurofen. Ah, guarda l'Escia com'è tecnologica, guardala. C'è un po' la tua città questa, a parte il cibo, perché Giacomo è un appassionato di scacchi e di fumetti. Scacchi. Ah, ecco qua, che bello, i panorami pisensi, Pisellonio. Tuo padre è un romano? E chi era? Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore. Sul serio? E come si chiamava? Mincius Maximus. C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembri molto sicuro. Hai controllato? Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Semus o Marco Pisellonio. E c'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così. Scusi, io posso andare. Quando lo racconto a Marco Pisellonio. Ancora? Portatelo via! Ma signore, è No, solo... no, non voglio battersi contro animali feroci e rabbiosi entro domani! Sì, signore, vieni tu. Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te.
lo trovi risibile. Quando dico il nome, Marco Pisellonio. Ha una moglie, cosa credi? E lo sai come si chiama? Si chiama incontinenzia. Incontinenzia dilettana. Silenzio! Cos'è questa storia? È abbastanza chiaro. Oh, dire voi belli di fare i bravi. Silenzio, silenzio! Capo dei centurioni. Com'è bello far la coda da Firenze. L'importante è alla fine che non te la fai tu. Sì, esatto, è una cosa, volevo dirla da giorni. Sembra quasi razzista, ma no, è la verità, è un'osservazione, non è una critica, non è niente, è un'osservazione. A Napala è estremamente tipico suonare, ma non per dirgli all'altro muoviti eccetera, perché abbiamo visto che hanno una guida veramente molto più rilassata della nostra, dove partono dolci, tranquilli, hanno anche una velocità molto bassa, a volte esageratamente bassa, però è usanza, tipo anche al casello autostradale, nonostante uno sia veloce, si prende il biglietto eccetera, tutti gli suonano comunque, e questa è una cosa fighissima, perché poi lo facevo anch'io, hai capito? Perché comunque appartengo anch'io all'essere umano e quindi seguo anch'io il pecorame. Ho scaricato, credo di aver fuso il coso, la resistenza delle trombe da cambio. Tuscan e le Kullin Tuscan, bellissimo. Allora, questa volta ho fatto l'altra strada per arrivare a Filenzuola, era ultra ripidissima, purtroppo non panoramica come quella che feci la volta scorsa, che era piena di svolta canyon, a destra e prendi SP 116. Probabilmente chi viene dall'autostrada qua c'è da girare a destra. Ma dimmelo un navigatore del cacchio, porca miseria, cioè lui fa briga. Continua su SP 116 per 8 km. E basta. Tante buone cose, cos'è, ghiaccio quello? Ma che cazzo è qua a destra, sta curva? Mi sembra corretto fare le nostre solite porcherie, quelle specie di ceni aperitivi in Toscana, bevendo un primitivo di Manduria che è pugliese, mangiando il salame toscano però preso in Lazio, il grana padano preso non mi ricordo dove, e il miele di Acazia preso a Benevento, e guardando Totò Truffe che è napoletano, cioè Totò è napoletano. E il pecorino però non so di dove è tipico il pecorino, forse un po' in varie regioni. Magari anche il Lazio, no? Il pecorino, cacio e pepe. Sì, dipende. Ah. Oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh. Fiumi, poi campi, poi l'albera viola, bianche le torri che infine toccò, ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò, eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità, sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Sbagli